Eccoci arrivata a un'altra intervista che facciamo insieme per scoprire le dinamiche molto complesse delle violenze che vengono perpetrate ai danni di giovani, da parte di giovani, in molti casi sono anche minorenni, riuniti in gruppo, mai troppo isolati, dove si creano delle situazioni molto particolari. Ma per entrare nel merito, per raccontarvi bene di che cosa si tratta, perché è banalizzato dire baby gang, perché se lo dice in tutti i termini, in realtà ci sono dei risvolti molto importanti e significativi e vanno capiti, compresi, per capire e comprendere se le persone più giovani che ci stanno vicino, nipoti, figli o figli di amici, possono essere oggetto vittime di certe situazioni. Questa è la cosa più importante. Abbiamo qui il nostro ospite, ci fa molto piacere che ci dedichi del tempo, il dottor Simone Borile, grazie di essere qui con noi. Buonasera a tutti. Antropologo, criminologo, giudice esperto del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, direttore del campus universitario CIELS di Padova, mediazione culturale. E chi più ne ha più ne metta, perché lei ha scritto, ha fatto tantissime pubblicazioni, ma veramente tante, sin dai tempi non sospetti, è una sua passione. E diciamo che questa professione anche di magistrato speciale, chiamiamolo, lei la sente nel cuore, insomma, ce l'ha dentro ed è un ruolo difficilissimo. Perché è un ruolo così difficile, professore? Ma guardi, perché il giudice esperto che opera all'interno di questi circuiti deve determinare e intuire la pericolosità sociale delle persone e comprendere se effettivamente si possa correre il rischio di un'eventuale recidiva di reato. Quindi eventualmente concedere delle misure alternative è una grande responsabilità, è una scommessa ovviamente, e questo dipende soprattutto se coloro i quali hanno commesso eventuali reati sono poi dei soggetti meritevoli eventualmente di una fiducia e di una riabilitazione. Quindi è importante anche conoscere quello che è stata la rivisitazione critica di queste persone, se hanno partecipato anche a dei percorsi riabilitativi, di comprensione di quanto accaduto e soprattutto avere anche degli strumenti scientifici per individuare e in un qualche modo anche riconoscere l'eventuale rischio di recidiva del reato, del comportamento e dell'agito violento antitetico a quello che sono le norme ovviamente. Secondo lei, dopo entriamo nel merito specifico, secondo lei il fatto della recidiva, che è frequente purtroppo in molti casi, anche chi sconta la pena, è dovuto al fatto che il nostro modo di concepire la pena, anche se dal punto di vista giuridico c'è la funzione rieducativa, non è rieducativa e quindi è un vulnus del sistema, o perché dal punto di vista antropologico la persona che entra in certi meccanismi anche psicologicamente ravvede delle soluzioni rapide a certe dinamiche problematiche, per cui poi mollare e lasciare quella strada è molto difficile. Quello che lei ha appena detto è proprio un riferimento di modelli script violenti, cioè molto spesso le persone intraprendono degli agiti, dei modelli comportamentali violenti e devianti quando questi rappresentano un fine, un utilizzo che dà loro gratificazione. Questo avviene anche nel giovane, poi ne parleremo. Nel momento in cui una persona apprende un modello e per essere tale deve essere reiterato nel tempo, attenzione, se io vedo due genitori litigare non necessariamente io vivo in un ambiente ostile, diventa un ambiente ostile, diventa un modello eventualmente emulativo in età adulta quando questo tipo di comportamento è reiterato nel tempo e ha delle finalità. Se io urlo nei confronti di un'altra persona per ottenere qualcosa, allora io da bambino, se vedo questo tipo di modello comportamentale, apprenderò che ottengo le cose solo urlando, solo attraverso un certo stile di comportamento. Cioè quando il modello comportamentale diventa utile all'acquisizione di un bene, per poi diventare gratificante, allora lì sì che è il problema, perché può diventare uno script che può essere poi anche riprodotto successivamente in età adulta. Allora, secondo lei, tendenzialmente, lei ha analizzato tanti di quei casi che potrebbe scrivere un altro libro, c'è una tendenza in aumento di queste manifestazioni di violenza, di questo non pentirsi realmente, di manomettere la realtà, non raccontare le cose come stanno, magari anche a se stessi? Questa è un'ulteriore domanda che chiedo. Allora, guardi, le modalità di violenza sono molteplici, non è
possibile predeterminare un omicidio, per esempio, altrimenti non ci sarebbero omicidi sicuramente. Affinché si realizzi quello che è un comportamento violento, illegale o deviante, devono presupporre delle condizioni sicuramente predisponenti da parte della persona e anche dei cosiddetti fattori precipitanti. Oggigiorno noi assistiamo a situazioni anche dai quali noi rimaniamo attoniti di fronte alla violenza, di fronte al fatto che per esempio di fronte a un comportamento di violenza del gruppo ci sia addirittura il telefonino che si riprenda. Siamo in una società della performance visiva in cui c'è una fascinazione del dolore, tutto è spettacolo. Fascinazione del dolore. Una fascinazione del dolore, una spettacolarizzazione di quello che noi facciamo, perché tutto deve contribuire ad elevare la persona, il ruolo che deve avere quella persona sugli altri e deve generare soprattutto un'ebbrezza visivo-voyeuristica. Noi siamo lì in un qualche modo legati a vedere e questo tipo di fascinazione, questo tipo di spettacolarizzazione diventa una vetrina. Oggigiorno siamo tutti in una vetrina, il famoso processo antropologico di vetrinizzazione sociale. Siamo tutti preda di questa esposizione visiva, no? Perfetta quasi, no? I nostri selfie in un qualche modo sono selfie 1 su 100, siamo tutti perfetti, tutti belli, ma non tutti lo siamo e questo può generare un senso anche di insicurezza, di essere gente inadeguata. Questo essere costantemente vittime in un qualche modo, schiavi, prigionieri, no? Di questa società della performance visiva, però molto spesso ci porta a perdere quella che è l'esperienza sostanziale, critica, consapevole delle cose. Noi siamo affascinati, attratti da dei post, dalle storie per 7-8 secondi, poi lo cambiamo immediatamente, poi lo cambiamo ancora. Non entriamo più in profondità, non conosciamo più i meccanismi della conoscenza e questo produce, attenzione, a lungo andare delle pericolose distorsioni percettive nei confronti delle persone. Persone che non entrano più in profondità. Non entrare più in profondità, non conoscere più le esperienze come eravamo abituati noi una volta con le esperienze reali, può portarci, attenzione, ad un allentamento del circuito empatico. Questo cioè è molto, esatto, spieghiamo bene. questo che è alla base delle violenze, poi il circuito empatico. Ognuno di noi nasce con l'empatia, cioè la capacità di riconoscere lo stato emotivo degli altri e di porre in essere dei comportamenti congrui. I famosi neuroni specchio. Bravissima, ha capito perfettamente. I neuroni a specchio, nel momento in cui, per esempio, io mi faccio male alla porta, chi mi vede ha anche lui una sensazione quasi di vivere quello stesso dolore, quell'emozione. Questi sono i neuroni a specchio, questa è l'empatia. Nel momento in cui io produco del dolore ad una persona, in teoria i neuroni a specchio, se sono una persona empatica, dovrei in un qualche modo rivivere quella sofferenza e quel dolore e quindi l'empatia è un sistema di blocco inibitorio della violenza. Nel momento in cui non abbiamo più empatia, noi non riconosciamo più il dolore che stiamo provocando e continuiamo ad agire. Noi stiamo vivendo da un punto di vista socioculturale un indebolimento del circuito empatico. Ma questa è una patologia? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il difetto dell'empatia afferisce a una psicopatologia e l'empatia può essere indebolita soprattutto anche dal ragionamento che abbiamo appena fatto. Cioè prendere superficialmente le cose, non riflettere, non Infatti ragionare. questo tipo di violenza nelle persone, queste baby gang che noi vediamo, non sono delle dinamiche precipitanti dovute a una situazione in quel momento contestuale di alterazione psicoemotiva della persona, ma sono premeditate. Ma infatti questo è il problema, sono e tutte cose organizzate. È questo che mi spaventa, perché quando 4-5 persone si accaniscono di fronte ad un'altra persona e non smettono e filmano, proprio come fosse, le dicevo prima, un palcoscenico da esibire, qui c'è un problema empatico, c'è un'educazione ai sentimenti che manca. Non siamo più in grado di sensibilizzarci, di sintonizzarsi con le emozioni degli altri e soprattutto dobbiamo in un qualche modo attrarre l'attenzione, dobbiamo emergere, dobbiamo apparire forti.
Questo tipo di meccanismo, che è alla base di qualsiasi condotta violenta, però ha delle enormi responsabilità anche genitoriali, non c'è ombra di dubbio. Ecco, questo è un aspetto che bisogna comunque toccare. Ma, se questa è una forma di psicopatologia, comunque una devianza, sono soggetti borderline, che sta diventando quasi una cosa contagiosa perché sempre di più, come mai coinvolge in molti casi anche alcune che sono state vittime predestinate? Tanto è vero che dopo entreremo anche nel merito, cose che lei ha studiato, Milano, le baby gang sono andate balzate agli orrori della cronaca, perché in queste baby gang hanno trovato non solo persone più marginali, tra virgolette, nella società, ma poi anche persone appartenenti a ceti molto benestanti, quindi questo non spiegava la rivalsa sociale, eccetera. Guardi, il concetto di chi appartiene a questi gruppi violenti, di fasce socio-economiche deboli, è superato. Quindi non trova ragione in questo. L'appartenenza ad un gruppo, e in questo caso anche a gruppi violenti, fa parte un po' del processo definito di adultizzazione del giovane adolescente. Le spiego un po' questo meccanismo, che cosa accade nei giovani adolescenti. Ed è un processo che riguarda tutti, che ha riguardato tutti, quello di adultizzazione, cioè di ricerca dei propri pari, emancipazione, allontanamento da quello che è l'autorità genitoriale. Ricordiamo che il mondo genitoriale durante l'adolescenza rappresenta rimproveri, sanzioni, proibizioni. O rappresentava. Dopo entreremo nel merito della responsabilità genitoriale. Aggiungiamoci magari degli insuccessi scolastici. I giovani ad un certo punto durante la fascia adolescenziale vivono quello che Festinger definiva dissonanza cognitiva, cioè entrare in conflitto con il mondo adulto, con il mondo genitoriale e vivere una sorta di isolamento, fintanto che io non trovo nei confronti di altri miei coetanei una forma di condivisione, di appoggio, di sostegno, di rinforzo. Questa è la parola giusta. Cosa voglio dire? Nel momento in cui io dal mondo adulto genitoriale mi allontano perché sento un mio desiderio di costruzione della mia alterità, della mia identità, e trovo all'interno dei miei pari una forma di rinforzo, di comprensione, di aiuto, di sostegno, di premiazione anche di quello che faccio, rubo un cellulare, bravo, tu sì che sei in gamba, perché non me ne prendi uno anche a me? Queste forme di gratificazione sono definite feedback circolari positivi, che rinforzano nel giovane quello che è l'azione che ha fatto, neutralizzando la percezione deviante dell'agito compiuto, perché non è più deviante, diventa invece un rinforzo positivo, cioè funzionale, che costruisce e di profonda gratificazione. Quindi il gruppo diventa una nuova famiglia, un nuovo io, formano una nuova subcultura, se non addirittura definita in antropologia controcultura, cioè promuovono un sistema valoriale oppositivo, antitetico rispetto a quello promosso dalla cultura maggioritaria, e lì trovano gratificazione, quelle gratificazioni, quel sostegno, quella premialità che invece fuori dal gruppo non trovano. Anzi, il mondo genitoriale è un mondo che li ha privati, che ha proibito loro, che dovrebbe averli sanzionati, un mondo che dovrebbe in un qualche modo dare un certo perimetro etico e morale. Questo non avviene all'interno del gruppo, diventa un nuovo io, una nuova anima collettiva, come diceva lo psicologo sociale Zimbardo, un io collettivo, in cui abbiamo quasi una depersonalizzazione della persona in forza di un io, di una volontà collettiva. Ciò che noi facciamo in gruppo generalmente non facciamo mai da soli, individualmente. Infatti questi sono sempre organizzati in gruppetti, diventano pericolosi proprio perché sono uno insieme all'altro. Ma le chiedo a questo punto il ruolo dei genitori, perché adesso c'è la generazione dei genitori che sono i famosi boomers, no? Che più o meno hanno quell'età, quindi hanno i figli che sono adolescenti, qualche di più, forse un po' più giovani, sono quelli che hanno concesso molto, che hanno dato pochi no, proprio per rifarsi di un'educazione dove i loro genitori, attualmente ottantenni eccetera, invece erano molto più rigorosi. Guardi, il consiglio che potrei dare io, ovviamente nei confronti di un figlio adolescente,
è quello sicuramente di ritornare a parlare, di comunicare con i giovani e di non delegare la comunicazione e l'interazione attraverso i social, di cui lì diventa effettivamente un mondo che non ha perimetri, che non ha sanzioni e non ha limiti. Noi dobbiamo rieducare i sentimenti ai nostri ragazzi facendo capire che non sempre si può avere tutto e che ciò che si ha lo si ottiene attraverso dei sacrifici e non necessariamente rubando il cellulare. Ecco, quindi io capisco che oggigiorno... Bisogna sapere anche comunicare con i giovani. Non c'è ombra di dubbio, non c'è ombra di dubbio, però io, guardi, sono della convinzione che quando uno diventa genitore, noi siamo biologicamente, molti di noi almeno dovrebbero essere l'uomo biologicamente portato anche a diventare padre e madre, anche se non tutti sono dei pessimi esempi, anche il modello genitoriale. Però ritornare a parlare con i propri figli, risvegliare quello che dicevo prima, è l'educazione ai sentimenti, al rispetto della persona, a cercare di comprendere, senza cadere magari nel giudizio, perché nessuno di noi si erge perfetto sicuramente. Questo riaprire di nuovo a una consapevolezza, ad una riflessione critica, aiuta enormemente a responsabilizzare il giovane e a sviluppare in egli quella che è una coscienza più critica anche nella scelta poi dei compagni, nella scelta ovviamente delle frequentazioni e sui processi decisionali che poi fanno parte del mondo adolescenziale. Ecco, quando questi giovani li si trova a giudicarli, no? A valutare appunto se possono accadere in una forma di recidiva, reiterare il reato, eccetera, guardare là al cielo perché ci sono situazioni in cui è molto delicate. Ecco, che ruolo ha la famiglia? Perché alcuni sono minorenni, immagino. Sì, beh, è fondamentale il ruolo. Guardi che nella prima letteratura scientifica, le baby gang, almeno un primo studio che era stato formato, erano tutti giovani inizialmente che erano in un qualche modo non sempre vigilati da quello che dovrebbe essere il ruolo genitoriale. Oggigiorno le baby gang non solo si formano nei bar, ma si formano dopo scuola, si formano attraverso le comunità digitali. Ecco un nuovo cambiamento anche questo, in cui il cyberspazio è uno spazio illimitato. Ma allora uno non potrà mai redimersi a questo punto. Ma guardi, io redimersi ritengo... nel senso... Cambiare no, rotta. a meno che veramente non ci sia nella persona, e ci sono anche delle persone che hanno dei forti disturbi di personalità, e un disturbo di personalità, ricordiamoci, è un disturbo perdurante, pervasivo e inflessibile, cioè di difficile trattamento psicoterapeutico. Mi sto rivolgendo per esempio ai narcisisti, mi sto rivolgendo ai borderline, agli antisociali, i cosiddetti psicopatici. Lì siamo in presenza di una difficoltà psicoterapeutica e farmacologica, perché in effetti è un disturbo definito inflessibile. Ovviamente noi di fronte a questi soggetti qua è chiaro che c'è una conseguenzialità psicopatologica, ovvero il narcisista, che è un disturbo, il 16% della popolazione soffre di questo disturbo. Infatti stavo pensando a quello che attenzione, ma anche per esempio il caso Tourette, cioè ci sono veramente dietro a dei disturbi di personalità magari anche degli epiloghi molto tristi e molto complicati. Noi ovviamente, come le dicevo poc'anzi, non possiamo prevedere l'omicidio, però ci sono dei segnali fondamentali, in cui una persona dovrebbe in un qualche modo decodificare. Cioè, il fatto che il proprio fidanzato, faccio un esempio, mandi 200 messaggi, il fatto che il fidanzato dica perché devi uscire con le amiche, non ti basto io, il fatto che il fidanzato dica mostrami in un video con chi sei, questi sono segnali pericolosissimi, che denotano quello che è cosiddetto un possesso patologico dell'altra persona. Che è frequentissimo, perché l'indagine di Save the Children ha messo alla luce proprio questi aspetti che sono accettati addirittura dalle ragazze, se è il contrario. Ci sono dei meccanismi, cioè guardi, dei giovani sono dati anzi come segno di attenzione, la gelosia morbosa, quindi vuol dire che tiene a me. Bravissima, esattamente. Molto spesso le donne dicono ma è perché ci tiene, è un po' geloso, ma forse ha bisogno di me,
mi dice che cambierà la famosa luna di miele che poi non cambia mai, c'è la famosa escalation molto spesso anche del possesso patologico in cui poi si arriva per esempio molto spesso anche ahimè ad una violenza fisica, perché dovete capire che la violenza nei confronti di genere, ma qualsiasi tipologia di violenza, non è solo fisica, può essere verbale, può essere psicologica, può essere economica. Quanto spendi? Perché hai speso questo? Puoi dirmi quanto hai speso? Questa è una forma di controllo. E la gente non decodifica questo tipo di atteggiamento, attitudine, come una volontà invece a monitorare, a vedere l'altra persona come qualcosa di sua proprietà. Nessuno appartiene a nessuno, partiamo da questo presupposto. Questo è fondamentale, lo interrompo un attimo perché abbiamo la pubblicità, quindi pochi secondi, mi raccomando, state sempre con noi perché ci rivediamo, continuiamo questa intervista che è molto interessante, ci sono altri aspetti che andremo, anzi che il nostro esperto andrà ad analizzare.